Il caso di Ellen Smith è un aneddoto che i poliziotti di Richmond, in Virginia, amano ancora raccontare ai pochi reporter che talvolta, per rispolverare qualche strano fatto insolito, vanno a chiedere loro di questa faccenda inquietante. Erano le 21:45 del 15 marzo del 1998, quando il cadavere della 25enne venne trovato da un senzatetto sulla sponda del fiume James, vicinissimo al Museo della Guerra Civile. L'omicidio non presentò agli inquirenti peculiarità di rilievo. Fin dall'inizio fu chiaro che la ragazza era stata assassinata a scopo di rapina, siccome le erano stati sottratti la borsetta, un girocollo e l'anello di fidanzamento. L'omicida l'aveva colpita sulla nuca con un oggetto pesante e tubolare, forse una sbarra metallica, provocandole un violento trauma cranico. In seguito aveva tentato di occultare il corpo sotto una tela cerata trovata fra i rifiuti sulla riva fangosa del fiume. Ciò che lasciò tutti sconcertati e che rese noto il caso fu invece un filmato registrato dalle telecamere di sorveglianza poste all'interno del vicino museo. Una delle guardie del museo, tale Pete Marino, identificò la ragazza che compariva nel video come la vittima. Informò quindi gli investigatori, persuaso che forse questo avrebbe aiutato a far luce sull'omicidio di Ellen. L'obiettivo inquadrava un ampio arco dal quale i visitatori accedevano per ammirare le divise della guerra civile esposte in vetrine. Le cifre nell'angolo in basso dello schermo indicavano le 18:23, mancavano quindi 7 minuti alla chiusura del museo, che infatti era praticamente vuoto. Alle 18:25 una figura comparve sotto l'arco. Una donna giovane con capelli biondi, maglione rosso e pantaloni bianchi. Si trattava senza ombra di dubbio di Ellen Smith. Gli abiti che indossava nel video erano gli stessi che la polizia trovò addosso al suo cadavere. La donna venne inquadrata per 34 secondi, periodo in cui pare aggirarsi in prossimità dell'arco in stato quasi confusionale, stringendosi al petto la borsetta con atteggiamento ansioso, lanciandosi occhiate attorno come se non sapesse dove si trovasse o dove dirigersi. Poi attraversò l'arco e scomparve. Nonostante il video mostri l'effettiva presenza di Ellen Smith all'interno del museo, né l'uomo in biglietteria né gli addetti ricorderanno di averla mai vista. Inoltre, fatto ancor più sconcertante, la donna non venne ripresa da nessuna delle altre 5 telecamere sparse per il piccolo museo, cosa che sarebbe dovuta avvenire per forza, dato che esse erano state piazzate in punti vicini alle vie d'accesso. Tuttavia, è un altro il dato che allarmò non poco le forze di polizia impegnate nell'indagine. Alcuni operai che lavoravano presso uno scarico accanto al luogo dove il cadavere venne ritrovato affermarono di essere rimasti in zona fino alle 14 senza aver osservato alcunché di strano. Un altro testimone invece dichiarò di aver notato la tela cerata sulla riva del fiume verso le 16:45, ma di non avervi fatto caso, pensando si trattasse solo di un rifiuto. Inoltre, le analisi del patologo confermarono che il decesso doveva essere avvenuto fra le 15 e le 16 di quel giorno. In buona sostanza, all'ora indicata dalle videocamere di sorveglianza del museo, Ellen Smith era già morta da ore.